quello che hai in mano. Non farete verso una sciata. Non è il tuo Dio, mi stai facendo perdere un gol. Puttana. Da quest'anno? Infatti ogni volta che riprendevo facevo. Magari fallisci. Se segnano la vi ammazzo. Effettivamente oggi è stata una partita molto maschia. I ragazzi qua di Cristo Re già sapevamo, perché li avevamo visti in precedenza, che erano una squadra abbastanza tosta e difficile da battere. Fortunatamente con un po' di grinta e con la nostra esperienza, perché con questi ragazzi ci vuole molta esperienza, non basta solo il correre, siamo riusciti a ottenere un risultato che non tutti faranno con questa buonissima, come ripeto, una buonissima squadra. Noi l'anno scorso abbiamo perso contro la Polveriera il primato, quest'anno cercheremo di andare fino all'ultimo, nonostante qualche punticino l'abbiamo già perso strada facendo. Però i ragazzi, noi lottiamo tutte le partite, la nostra forza è la vittoria e il gruppo, e noi cercheremo di andare avanti così e cercare di vincere le altre squadrette che ci precedono, per un buon campionato e che tutto vada bene, perché la prima cosa è che tutto vada bene, nessuno si faccia male, perché abbiamo una certa età e che noi riusciamo ad arrivare alla fine del campionato testa a testa con le squadre maggiori che sono davanti a noi, per poter dire anche la nostra. Sono molto amareggiato per la sconfitta, soprattutto per come è maturata, perché i ragazzi non hanno espresso sicuramente il loro potenziale. Sull'1-1 abbiamo avuto almeno 3-4 occasioni per passare in vantaggio, e poi invece alla prima occasione siamo stati puniti. Siamo un po' ingenui, questo sicuramente. I ragazzi sono tutti tra i 15, 16 e 17 anni, e quindi sono un po' ingenui anche sotto il punto di vista umano proprio. Io comunque volevo approfittare di questo attimo, questo momento, per ringraziare di questo progetto padre Adriano Inguscio, che è l'economo di Sant'Antonio. Grazie a lui noi siamo qua e possiamo partecipare a questo bel campionato, anche padre Claudio e padre Ande di Cristo Re. Ci tengo veramente a ringraziarli, perché se noi siamo qui è merito loro. Per quanto riguarda la partita cercheremo di fare sicuramente meglio, perché è nelle nostre possibilità, nelle nostre corde. Il campionato è veramente bello, è molto combattuto e speriamo di fare buona figura fino alla fine.
Allora, come nella prima squadra, sono un'ottima squadra, un buon reparto difensivo, offensivo, però noi ancora dobbiamo migliorare, dobbiamo ancora fare tanto per arrivare a un certo punto. Complimenti ai ragazzi che hanno vinto e al loro mister. È stata una bella partita, molto combattuta, abbiamo giocato per fortuna bene, come stiamo giocando per ora, ci alleniamo, quindi comunque si vede in campo che rendiamo meglio degli altri, corriamo molto di più, infatti abbiamo tra virgolette dominato questa partita, perché comunque ci ha fischiato parecchi fuorigiochi che non c'erano, almeno 3-4 sicuri non c'erano, quindi potevamo tranquillamente vincere molto di più.
Ma devo dire che venivamo da una sconfitta immeritata in casa con la Pelora Annunziata, quindi oggi ci tenevamo a fare bella figura. Siamo venuti qui in casa della Riviera sapendo le difficoltà a cui andavamo incontro, soprattutto considerando le nostre defezioni. Ci mancava il bomber Nitoi per squalifica, Herrera febbricitante, Barbaro infortunato, avevamo diverse defezioni, ma i ragazzi che hanno sostituito, diciamo, i presunti fra virgolette titolari hanno ben figurati, sono ben comportati e devo dire che il pareggio oggi è stato come una vittoria. Ma che probabilmente abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, abbiamo regalato un tempo perché obiettivamente la Polveriera ha segnato solo sul rigore, il nostro portiere è stato totalmente inoperoso. Avevamo avuto anche 2 occasioni per poter vincere e ribaltare il risultato, però è andata così. Obiettivamente non sono contento dell'incontro di oggi, però giocare contro la Polveriera è sempre una partita difficile, gente tutta d'esperienza e secondo me rimane sempre una delle squadre più accreditate a vincere il campionato, quindi un pareggio che non cambia le ambizioni sia le nostre che quelle loro. Speriamo di rifarci già mercoledì con il recupero e non lasciare troppo spazio all'Annunziata Peloro che in questo momento sta prendendo il largo.